siamo all'interno dei filari nei quali nel mese di ottobre abbiamo seminato varie essenze vegetali. La scelta dei miscugli che noi andiamo a seminare viene fatta in base e viene personalizzata appezzamento per appezzamento e viene fatta in base alla natura dei terreni e agli obiettivi che ci siamo prefissati di ottenere. Nello specifico, in questo vigneto abbiamo seminato un miscuglio costituito e personalizzato da triticale, facelia, 4 brassicacee e 4 leguminose. Queste piante nei prossimi mesi loro cresceranno e arriveranno al culmine della loro crescita verso la fine di maggio, nel mese di maggio, dipenderà poi dall'andamento della stagione primaverile. A quel punto noi andremo a trinciarle, ossia a tagliarle per poi interrarle. Con questa pratica agronomica noi miglioreremo la struttura e la naturale fertilità del terreno. Questa è una delle varie azioni che andiamo a progettare all'interno dei nostri vigneti, nella nostra azienda, per incrementare la biodiversità.